Ben ritrovati cattoliche dintorni. Apriamo la puntata di oggi con un'intervista a Luigi Merola, parroco di Napoli, che vive sotto scorta, che ora ci parlerà del suo impegno a favore della legalità, così come il dottor Nicola Maria Pace, procuratore distrettuale antimafia, che parlerà della situazione bresciana. Don Luigi Merola da Napoli, un sacerdote che si batte contro la camorra. Perché questo impegno e che cosa significa legalità? Perché questo impegno? Perché il sacerdote è un pastore, deve guidare le pecore e deve essere pescatore. Sono le due bellissime definizioni che dà Gesù del sacerdote. Dunque a Napoli essere pastore e pescatore significa sporcarsi le mani anche a rischio di dare la vita, specie a Napoli, in quartiere Forcero, dove ho fatto il parroco, dove oggi continuo alla stazione centrale per dare speranze innanzitutto ai bambini, dunque dare la possibilità di andare a scuola, possibilità di toglierli dalla strada, togliere cioè in manovalanza la criminalità organizzata, che non è, la camorra, io ho sempre detto, non è stato mai nobile, è monarchia assoluta, ha creato sudditanza e ha creato povertà. Dunque togliere dalla testa dei ragazzi che il boss fa una bella vita, non è così, il boss o va in carcere o viene arrestato, dunque se noi va in carcere, viene arrestato, viene ammazzato, dunque ho detto sempre ai ragazzi scegliete la via della legalità, perché nella legalità c'è economia sana e libertà. La Fondazione A Voce de Creature e il suo impegno per la legalità. La fondazione nasce un bene confiscato alla camorra proprio per accogliere quei ragazzi che non hanno avuto la possibilità di avere una famiglia sana, non hanno avuto un'altra possibilità, e dunque la fondazione li riprende questi ragazzi nei percorsi scolastici e li avvia anche nel mondo del lavoro. Certo, A Voce del Creature è ancora una piccola realtà, noi ci auguriamo che a più presto questa realtà possa nascere anche fuori della Campania, perché a nord sappiamo dalle indagini della Procura, anche qui presente la criminalità organizzata, anche qui la magistratura sta facendo una bella opera, innanzitutto l'opera di confisca dei beni, perché togliere i soldi significa vincere e far capire che lo Stato è più forte della criminalità. Il dottor Nicola Maria Pace della Direzione Distrettuale Antimafia di Brescia. Il suo lavoro qui a Brescia, in Lombardia, contro le mafie. Non è un lavoro nobilitato da volontariato come nel caso di Don Luigi Merola, è un lavoro, come dire, istituzionale, fatto su base tecnica a un livello diverso, è un'attività che noi stiamo cercando di portare avanti nella consapevolezza che le mafie non hanno un loro confine geografico e cui sono pienamente interessate ad un'area economicamente interessante come quella di Brescia, per cui operiamo nella consapevolezza di dover anzi aumentare la sensibilità investigativa, perché l'azione antimafia in un'area come questa non si può avvalere di segnali certi come invece avviene in certe aree geografiche diverse, ma deve saper cogliere l'attività del magistrato degli spunti certe volte quasi sfumati, indicativi di una presenza mafiosa. Un Atlante dell'imprenditoria straniera a Brescia è stato realizzato dal professor Guido Lucarno e dagli studenti del Master in Operatori del Dialogo Interculturale. Vediamo in questo servizio cosa è emerso. La provincia di Brescia è caratterizzata da
un elevato tasso di immigrazione, fra i più elevati della Lombardia, che già è la regione italiana assieme al Lazio con il maggior numero di presenze straniere, e una gran parte di questi stranieri si stanno cimentando con attività in proprio, quindi entrano nel processo produttivo nazionale con le loro competenze acquisite in patria oppure che acquisiscono con corsi di formazione in Italia. Le attività commerciali sono quelle più praticate, assieme a quelle dell'edilizia. Abbiamo fatto un'indagine sulla classificazione dei codici Ateco della Camera di Commercio. Questi codici Ateco seguono una classificazione che individua 8 macro categorie generali che vanno dall'agricoltura ai servizi alla persona e comunque i servizi commerciali, l'industria, le manifatture, l'artigianato sono risultate quelle più praticate dagli imprenditori esteri. E qual è la peculiarità di questo volume? È un volume che ha una forma di atlante perché la parte cartografica è preponderante rispetto al testo, c'è un ampio testo di commento che ha visto la partecipazione dei ragazzi del master che hanno effettuato delle interviste sul campo agli imprenditori, hanno messo in luce alcune peculiarità dell'attività, alcune caratteristiche anche etniche dei gruppi stranieri presenti nel Bresciano. Il volume comunque è sostanzialmente un atlante perché descrive la distribuzione e la ripartizione statistica delle attività, come queste attività si distribuiscono sul territorio e quindi cerca di trovare una correlazione fra territorio, perché il territorio ospita certe attività in certe località e non in altre. Tiziana, che tipo di indagine hai realizzato per questo volume? Allora, io ho intervistato 4 imprenditori stranieri, tutti di origine egiziana. Da lungo tempo stiamo contattando gli immigrati che vorrebbero tornare a casa con una loro impresa. Io ho intervistato sempre 3 persone che hanno un'attività qui nella nostra città. Per me è stata un'esperienza interessante perché ho avuto la possibilità proprio di incontrare gli imprenditori, non solo di parlarne ma di parlarci. Ho trovato che sono persone che si sono inserite molto bene, lavorano con coscienza, lavorano bene e l'unica forse nota dolente è che a volte si sentono come dire poco apprezzati per il lavoro che fanno. Sono prorogate fino al 21 febbraio le iscrizioni al Master in Psicogeriatria proposto dalla Facoltà di Psicologia con il gruppo di ricerca geriatrica di Brescia. Vediamo in queste interviste i contenuti del Master. Questo master che si pone a livello nazionale si pone l'obiettivo di formare gli operatori che si avvicinano all'anziano fragile in un momento di grande difficoltà organizzativa, di grande difficoltà economica, anche di difficoltà culturali. Noi, l'Università Cattolica e noi del gruppo di ricerca geriatrica cerchiamo di dare un'offerta agli operatori che vengono dal sud, dal centro e dal nord del nostro paese, perché con la loro formazione, con la loro cultura, con la loro sensibilità possano essere sempre più capaci di gestire i servizi e di rivolgersi alle persone fragili in maniera positiva, offrendo loro davvero concrete, fattive possibilità di cura. Quali sono le esigenze, le necessità, i bisogni della popolazione anziana? Ma delinearli così potrebbe essere difficile, ma sono certamente complessi e la loro interazione è che dà la particolare complessità, perché sono problemi
diciamo di tipo relazionale, sono problemi di tipo clinico. Una persona di 80 anni può avere dei gravi problemi, può anche essere sana, e poi noi diciamo che talvolta invecchiare non è una malattia. Vi sono problemi di relazione sociale all'interno della famiglia, vi sono problemi economici che talvolta sono drammatici, vi sono problemi di collocazione nella casa, nell'ambiente di vita. Ecco, tutti questi vanno analizzati in maniera analitica e poi l'operatore deve fare una sintesi, perché la risposta, per essere significativa, l'aiuto vero alla gente che sta male la si dà soltanto se si riesce a fare una sintesi e si dice: tu amico mio hai questi bisogni e io provo a dare una risposta a tutti questi bisogni assieme, perché questo è il mio ruolo. Come ricordava prima il professor Trabucchi, i destinatari sono i più vari, in ogni caso tutti gli operatori che si occupano di anziani direttamente o di servizi per anziani. Per accedere a questo master, che è un master di secondo livello, è assolutamente necessario avere una laurea quinquennale. Gli ambiti preferenziali sono ovviamente quelli della medicina, la psicologia, assistenza sociale, sociologia, e per quanto riguarda i ruoli professionali sono i più disparati: i direttori di struttura di servizi, gli operatori socioassistenziali, i medici, gli psicologi, gli educatori e gli operatori in generale della salute. Anche per questa puntata è tutto, noi vi aspettiamo la prossima settimana, come sempre il venerdì alle 20:45 su Teletutto, e per chi volesse rivedere i nostri servizi sono disponibili su UCAT. Grazie per essere stati con noi.